A terra i segni dell'impatto devastante, uno schianto che non ha lasciato scampo al 31enne Matteo De Luca, portato con l'elicottero del suo M118 all'ospedale di Treviso. Nella notte il suo cuore ha cessato di battere. Troppo gravi le lesioni riportate. L'ennesima tragedia della strada che è avvenuta nella frazione di Solera, Cison di Valmarino, nei pressi di questa osteria. La Vespa condotta da Matteo stava transitando lungo via Re di Puglia quando, per cause ancora da accertare, ha urtato violentemente una vettura condotta da una donna che proveniva dal senso opposto. Da una prima ricostruzione sembra che l'auto abbia svoltato a sinistra verso il parcheggio del locale, colpendola a due ruote. Il giovane è stato sbalzato finendo sull'asfalto. Le sue condizioni sono risultate subito gravissime. Questa mattina la notizia della sua morte ha girato in paese, a Follina, dove il 31enne era molto conosciuto. Figlio del marito dell'assessore Paola Carniello, con deleghe alle politiche sociali e giovanili, allo sport e all'associazionismo, Matteo amava viaggiare con la sua Vespa, ma era appassionato anche di montagna e arrampicata. Pochi giorni fa era stato eletto tra i consiglieri del comitato Festeggiamenti Farrò, dove si era subito distinto per entusiasmo e idee per valorizzare il territorio. Alcuni amici, saputa la notizia, hanno raggiunto il luogo della tragedia. Era una persona solare e disponibile, ci raccontano guardando i segni sull'asfalto. Una perdita che lascia senza parole.